Sulla scomparsa della donna di Favara ascoltiamo il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e il generale Luciano Garofano, presenti ad un convegno ad Agrigento. Il primo cittadino di Agrigento si improvvisa giornalista ed incontra il commissario dell'ASP per parlare di pronto soccorso. Operazione a Palermo della Polizia Penitenziaria e il Gicco della Finanza. A Messina indagini sulla morte di un giovane. Ramiro Ceverria, nuovo acquisto dell'Acragas. Buongiorno da TVA Notizie. Interessante convegno ieri al Museo di Agrigento curato dal giornale online Sicilia 24H diretto da Lelio Castaldo. Presenti tra gli altri il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e il generale Luciano Garofano, i quali hanno risposto ad alcune domande sul caso della donna di Favara, Jessica Lattuca. Il servizio di apertura. Si è parlato della scomparsa di Jessica Lattuca di Favara, avvenuta dal lontano agosto del 2018, di cui non si è saputo più nulla durante il convegno dell'Ordine dei giornalisti che si è svolto ieri alla Sala Fazzello del museo e che ha visto partecipare il procuratore Vella, che ha lanciato un appello affinché il corpo della ragazza venisse trovato e che qualcuno, ha dichiarato Vella, si metta la mano sulla coscienza e faccia riferimento a persone che conoscevano bene Jessica e ci faccia ritrovare il corpo in modo da restituire ai 4 figli e alla madre e poter piangere su di esso. Le indagini, ha affermato il procuratore Vella, sono ancora in corso. Sulla scomparsa di Jessica Lattuca sono ancora indagini in corso, quindi non posso assolutamente parlare, alcune sono particolarmente delicate. Troveremo il corpo di Jessica? Io lo spero, abbiamo fatto un appello quantomeno per dare una degna sepoltura a questa ragazza che era anche una mamma a distanza di tutto questo tempo. Io spero che qualcuno si metta veramente una mano sulla coscienza e faccio riferimento a persone che conoscevano bene Jessica e ci faccia ritrovare il corpo per dargli veramente una degna sepoltura. Ha detto anche la sua il generale Luciano Garofano, già comandante del RIS dei Carabinieri di Parma e conduttore della nota trasmissione Quarto Grado, dove si esaminano casi di persone scomparse e similari. Quando trascorre molto tempo, ha affermato il generale, dalla scomparsa dobbiamo pensare al peggio ed è sintomo di qualche tragedia. Generale, che idea si è fatto sulla scomparsa di Jessica Lattuca a Favara nel 2018? Poi le ultime novità, ovvero il fratello Vincenzo indagato per omicidio e poi lo stesso fratello Vincenzo di Jessica che muore in circostanze misteriose. Allora, ho conoscenze solamente giornalistiche, quindi non posso dare un contributo da investigatore. La sua idea? Però le dico, quando trascorre moltissimo tempo dalle scomparse, purtroppo dobbiamo pensare al peggio, perché tutti i casi di cui mi sono occupato, allorché c'erano una tempistica che portava a distanziare il momento della scomparsa sempre di più, questo purtroppo era sempre sintomo di qualche tragedia e di qualche epilogo molto molto grave. Troveremo il corpo di Jessica secondo lei? Non so che dirle, questo anche sempre è un problema, perché nel momento in cui un omicidio o comunque un sequestro di persona viene ben premeditato, a quel punto è premeditata anche il luogo del nascondimento, dell'occultamento e magari quel corpo non è nemmeno più intero. E adesso un servizio proprio sul convegno che ha avuto per tema luci ed ombre sulle moderne prove scientifiche. Luci e ombre sulle moderne prove scientifiche, un interessante convegno di approfondimento dell'Ordine dei giornalisti per la formazione continua. È un argomento che ha una sua importanza sia nel mondo degli operatori del processo penale, sia nella stampa che racconta i processi, che è una stampa sempre più importante per la rilevanza che hanno questi casi e per la fame che ha l'opinione pubblica di conoscenza. Le prove scientifiche danno un elemento di certezza all'interno del processo, il processo che non vive di certezza, no? Che vive sempre di incertezza e di dubbio.
e alle volte questa certezza è effimera, perché comunque anche le prove scientifiche devono essere giustamente valutate, giustamente analizzate, e alle volte quello che sembrano certezze in realtà certezze non sono. Quindi oggi un incontro estremamente interessante con personale qualificato, sono certo che anche questo sarà un contributo culturale importante nella storia di Agrigento. Le moderne prove scientifiche devono fare i conti con la procedura, evidentemente. Noi abbiamo avuto quest'anno una riforma epocale del codice di procedura penale con la riforma del ministro Cartabia, e con queste nuove norme evidentemente le prove scientifiche devono anche fare i conti, quindi con la tempistica delle indagini, con la possibilità oggi non esistente prima della retrodatazione, quindi la inutilizzabilità eventualmente di indagini fatte fuori termine, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per cui ha bacchettato spesso l'Italia sul fatto che molto spesso vi era una stasi delle indagini che duravano un po' troppo tempo, e allora in questo senso la Cartabia è intervenuta perimetrando in maniera molto più puntuale il tempo delle indagini, che non può essere infinito e non vi deve essere una stasi. Tutto questo ha un effetto anche sulla ricerca delle prove e sui mezzi di prova, evidentemente, perché ci potrebbe essere poi una area di inutilizzabilità delle prove scientifiche se fatte fuori termine. Franco Castaldo, uno dei giornalisti più importanti della nostra provincia, in particolare per la cronaca nera. Come valuti questa iniziativa e quanto è importante anche per noi giornalisti? Sono iniziative assolutamente lodevoli, di una importanza straordinaria se consideriamo la differenza che c'è sul fronte delle investigazioni tra quella di adesso e quella degli anni 80 e 90. Prima era veramente tutto, l'investigazione nasceva dall'intuito della persona, perché come strumenti tecnici c'era ben poco, l'impronta digitale oppure il guanto di paraffina. Adesso con l'avvento di internet, i computer, la scienza, c'è una lotta al crimine che certamente non ha più uguali, e il futuro sarà sicuramente positivo nella lotta alla criminalità. Generale Garofano, neanche qualche giorno fa, a pochi chilometri da qui, è intervenuto il vice capo della Polizia di Stato Vittorio Rizzi nell'evidenziare come ormai diventi difficile indagare nonostante le nuove tecnologie, e anche con le moderne prove scientifiche ci sono le stesse difficoltà. Ma è chiaro, l'indagine è sempre una questione di professionalità, di capacità, di esperienza. La prova scientifica ha certamente dato maggiori strumenti all'investigatore, ma rimane sempre l'intuizione dell'uomo e la capacità soprattutto di lavorare in team. Questo spesso non accade, e gli errori che si fanno soprattutto nei primi accessi, come oggi dirò, pesano terribilmente, penalizzano in maniera terribile poi quello che sarà l'indagine prima e il processo poi. Ed è questo che dobbiamo discutere affinché si possano migliorare queste competenze già da quel primo momento di arrivo sulla scena da parte dei soccorritori o delle prime pattuglie. Le inchieste televisive aiutano? Ma quando è buon giornalismo investigativo, assolutamente sì. Non a caso si chiama giornalismo investigativo. L'importante è che non vadano oltre, che non ledano la privacy delle persone, che non offendano né indagati né imputati né tantomeno le persone offese. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, si improvvisa giornalista e si reca ad intervistare, si fa per dire, il commissario dell'ASP, Mario Zappia, sul pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Il problema del pronto soccorso, ha risposto il commissario, non è un problema della direzione, ma è un problema di tutti. Vorrei rassicurare il sindaco, ha aggiunto, però. Buongiorno, oggi mi trovo qui nella sede dell'ASP, sono venuto a trovare il commissario, il dottore Zappia, relativamente alla manifestazione che il giorno 17 scorso abbiamo fatto lungo le vie della città e poi terminata in prefettura, proprio sulle criticità del nostro pronto soccorso, un pronto soccorso che spesso è carente, la gente soggiorna diversi giorni lì per avere una risposta sanitaria, quindi chiedo al dottore Zappia quali sono veramente le criticità e quali sono le migliorie da poter apportare nell'immediato.
Allora, intanto ringrazio il sindaco per la delicatezza che è consueta, non è una novità per lui, perché anche quando ci sono delle problematiche abbastanza pesanti nelle telefonate che fa, riesce sempre a mettere la determinazione assieme all'educazione. Questo penso che sia un merito di cui non lo riconosco io solo. Per quanto riguarda il pronto soccorso, vorrei rassicurarlo, però capite bene che questo è uno dei problemi principali dell'organizzazione sanitaria della nostra provincia e ovviamente tutti capiscono che noi le abbiamo provate tutte. La cosa che salta agli occhi è che l'unico problema che noi abbiamo su 5 pronto soccorsi ce l'abbiamo ad Agrigento. A Canicattì, per esempio, con metà di personale non hanno mai avuto problemi per la gestione, ovviamente fanno meno numeri, ma il servizio va garantito sempre con il personale in campo. Comunque lasciamo stare e scendiamo su Agrigento. Su Agrigento, caro sindaco, noi le abbiamo provate tutte, però a oggi tutto quello che è stato fatto significa bandi deserti per quanto riguarda le assunzioni, un bando sempre aperto, abbiamo preso i pensionati, abbiamo aperto ai pensionati, una persona abbiamo trovato per Licata, speriamo di trovare qualcuno anche per Agrigento, perché adesso abbiamo in attesa altre risposte per quanto riguarda il pronto soccorso Agrigento. Un'ulteriore disponibilità si potrebbe avere con il proseguimento dei lavori, che sapete che non è di competenza nostra, ma noi abbiamo sollecitato il commissario regionale per fare questi lavori, ed è proprio di ieri questa notizia che penso che settimana prossima potrebbe riaprire il cantiere per la parte che è adiacente al pronto soccorso attuale. Cosa faremo noi? Otterremo degli spazi maggiori e consentirebbero di essere meno accalcati là dentro. Questa è stata una sollecitazione che il sindaco subito dopo la manifestazione del 17 mi aveva fatto, dice almeno per quanto riguarda i lavori cerca di vedere se ci sono le possibilità anche se non dipendono da noi, e questo è un dato oggettivo, quindi non possiamo che riconoscerlo tutti. Ulteriore miglioramento si potrebbe avere con la disponibilità che hanno dato i medici interni, per esempio il professor Sciumè e il dottore Caramanno ha consentito, al di là degli ordini di servizio che erano stati fatti e sono abbastanza antipatici da ricevere, hanno consentito, per il bene dell'ospedale e per il bene della nostra collettività, di dare altri 10 turni ciascuno per il pronto soccorso. Il concetto fondamentale del pronto soccorso non è un problema della direzione, del sindaco o di altri, è un problema di tutti noi. Se tutti noi collaboriamo ce la facciamo. Noi le abbiamo provate tutte, caro sindaco, siamo sempre disponibili a provarne altre. Caldo e umidità, un mix che non fa certo bene alla salute, ma purtroppo bisogna convivere con questo tipo di estate che ci riserva sorprese come la cappa di umidità al Lido di San Leone, che in mattinata ha avvolto la spiaggia con un panorama davvero insolito. E ancora proteste a Naro contro l'installazione di un'antenna per la telefonia. Si è riunito ieri sera il Comitato Cittadino contro l'antenna Wind 3 dopo la divulgazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e l'annullamento dell'autorizzazione di cui alla pratica SUAP ai sensi della legge 241/90, per come è recepita dalla legge regionale 21 maggio 19 numero 7, ove si avvisa e si rende noto che la società in indirizzo può presentare memorie scritte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento e chiedere l'audizione personale entro il termine di giorni 15 dalla presente, e che avverso la comunicazione potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. Ci siamo ribaditi ancora una volta per dire no alle antenne. Lillo Destro, membro del comitato, dichiara come abbiamo deciso di partecipare in massa al Consiglio Comunale del 29 giugno alle ore 19, pertanto invitiamo tutti i nostri concittadini a una massiccia partecipazione perché dobbiamo vincere questa battaglia e invitiamo tutti i naresi, non è solo una battaglia degli abitanti di Via Verga, come si vuol far passare, ma è la battaglia di tutta Naro, di tutti i concittadini che già al comune. Sono state protocollate altre 2 richieste di installazione di altre 2 compagnie telefoniche che vogliono installare l'antenna perché Naro è un punto strategico e si presta a questo tipo di installazioni, quindi continua Lillo Destro, diciamo con forza e partecipiamo tutti insieme per dare uniti e coraggio alla nostra amministrazione e ai politici a dire no alle antenne e sì alla salute.
All'iniziativa si schiera anche la DC di Naro accanto al comitato contro l'antenna di Via Verga e dice no alle antenne 5G. Stasera si è riunito il comitato cittadino per ribadire ancora una volta no alle antenne 5G nel centro abitato. Abbiamo deciso di partecipare in massa al Consiglio Comunale che c'è giovedì 29 giugno alle ore 19. Pertanto invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare perché dobbiamo vincerla questa battaglia per salvaguardare la salute sia nostra che dei nostri figli. Siamo più convinti che queste antenne fanno male perché praticamente producono elettrosmog. Quindi invitiamo tutti i naresi, perché non è una battaglia solo degli abitanti di Via Verga come si può far passare, ma è una battaglia di Via Lomberto, è una battaglia di Via Dante, perché dovete sapere cittadini che già al comune ci sono protocollate altre 2 richieste di altre 2 compagnie telefoniche che vogliono installare le antenne a Naro, perché Naro purtroppo è un punto strategico, si presta a questo tipo di antenne. Quindi diciamo con forza no e partecipiamo tutti per dare forza a tutta la nostra amministrazione, ai politici, tutti. Nel 90° anniversario della morte del capitano Alexander Ardicastol ad Agrigento le celebrazioni a cura del CEPASA. Arturo Cantella. Nell'ambito delle celebrazioni del 90° anniversario della morte del capitano Alexander Ardicastol, il CEPASA di Agrigento, sotto la direzione del presidente Paolo Cilona, ha organizzato nella giornata di ieri varie iniziative. Tra queste, nella mattinata, la scopertura di una lapide in memoria presso il cimitero Bonamorone di Agrigento e nel pomeriggio al Museo Archeologico, alla Sala Zeus, un convegno dal titolo L'uomo, l'archeologo e il suo tempo. Inoltre, sempre nella stessa serata, la sala 10 bis del museo è stata intitolata allo stesso capitano Ardicastol. Abbiamo sentito in merito il prefetto di Agrigento Romano, il presidente del CEPASA Cilona. Penso che sia una giornata importante per la città di Agrigento perché ricorda una delle figure più significative per la cultura, per l'impegno archeologico e per aver lasciato tracce indelebili come l'innalzamento delle colonne del Tempio di Ercole, nonché le mura della città e poi anche gli interventi che lui fece a favore del monastero di Santo Spirito e le spese fatte per l'acqua nella valle e per gli impianti elettrici, quindi un grandissimo benefattore e giustamente la città ha il dovere e il diritto civico da parte di tutti di intervenire perché il ricordo è la cosa più importante, perché diceva Cicerone che il ricordo dei morti sta nel pensiero dei vivi e noi come vivi dobbiamo riservare un pensiero profondo verso il capitano inglese. È stata una scelta giusta da parte del parco ed in particolare del suo direttore Roberto Ciarratta che ha voluto dare al capitano qualcosa di significato storico perché qui ci sono tutte le aule, le sale intestate a tutti i personaggi che si sono interessati per la città di Agrigento e il capitano è a pari degli altri un benemerito e ha fatto bene l'ente parco a intitolare questa magnifica sala. È stato un contributo molto semplice tagliare un nastro. C'è dietro però una stima particolare per la figura di Ardicastol e anche per la figura del mecenate in genere, che va un po' riscoperta oggi, perché per molto tempo abbiamo pensato che il giusto investimento sulla cultura fosse solo quello statale, quello pubblico, ma va rivalutato l'intervento privato per 2 motivi. Prima di tutto perché ci fa capire che gli imprenditori, le persone con disponibilità economiche non sempre sono quei paperoni che la gente immagina, e cioè persone ricche interessate solo al danaro, ma anzi in gran parte dietro gli imprenditori si nasconde la passione, l'amore per le cose che fanno che poi spesso viene trasferito alla cultura. Il secondo motivo è la fantasia. Il mecenate mette della fantasia in ciò che fa. Probabilmente senza un mecenate come Ardicastol non avremmo avuto le colonne del Tempio di Eracle rialzate, o senza Schliemann non avremmo avuto Troia, perché solo la fantasia, se vogliamo poco coltivata, non aveva studi regolari di Schliemann,
non si sarebbe pensato che Troia poteva veramente esistere ed essere veramente lì dove più o meno Omero ce la descrive nei suoi poemi. Ecco, queste due ragioni fanno sì che, questi due motivi fanno sì che il mecenatismo oggi debba essere celebrato con tutto l'onore possibile. Veniamo alla cronaca. Operazione congiunta a Palermo tra la Polizia Penitenziaria e il GICO della Guardia di Finanza. L'operazione è denominata Villaggio di Famiglia. Arturo Cantella. La Guardia di Finanza GICO di Palermo e il reparto della Polizia Penitenziaria Casa Circondariale Lorusso Pagliarelli hanno eseguito provvedimenti nei confronti di 63 soggetti per i reati di cui all'articolo 416 bis, 74 e 73 del DPR 309/90, estorsione, emessi dall'ufficio GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo DDA. L'indagine, denominata Villaggio di Famiglia, è stata condotta dai finanzieri del GICO e dal reparto della Polizia Penitenziaria Pagliarelli Lorusso con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e ha avuto come esito l'esecuzione di 25 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone indiziate a far parte del clan mafioso di Pagliarelli. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività svolta dal 2019 sino all'emissione delle misure era puntata sul clan mafioso Pagliarelli. L'attività investigativa ha fornito un quadro fedele delle attività illecite e delle dinamiche criminali interne al gruppo mafioso. In particolare l'indagine ha fatto e ha ricostruito l'organigramma del gruppo con i relativi vertici, gregari e compiti a essi assegnati nonostante siano stati detenuti in carcere. Pertanto è stata analizzata l'attuale ritenuto circuito di potere mafioso all'interno del villaggio di Santa Rosalia a Palermo, a cominciare da quello che all'esito delle investigazioni può senz'altro dirsi costituirne il vertice indiscusso. Tra la posizione degli odierni indagati, tra i quali le iniziali AF, ha fatto emergere come, nonostante la detenzione, riuscisse a ricevere sostentamento economico da parte di altri sodali appartenenti al mandamento mafioso di Pagliarelli in prossimità delle principali festività, a beneficio della loro cerca familiare, come è dovuto in ragione del suo ruolo apicale, contribuendo ad alcuni sodali sistematicamente al sostentamento del detenuto dalle iniziali AF attraverso periodici pagamenti privi di qualsiasi giustificazione economica corrisposti ai familiari di AF, in parte poi destinati all'uomo d'onore attraverso versamenti in contanti effettuati presso il carcere Pagliarelli. Tra le altre indagini, il personale della Polizia Penitenziaria Pagliarelli di Palermo sottoponeva a trattamento provvisorio una lettera sottoscritta da altro detenuto dalle iniziali GC indirizzata alla sorella. La lettera veniva successivamente sottoposta a sequestro da parte della stessa Polizia Penitenziaria e acquisita nel presente procedimento penale. Nonostante la lettera sia stata spedita al detenuto, al quale destinataria la sorella, all'interno della stessa venivano rinvenute 2 ulteriori distinte missive indirizzate ad altri solali, impartendo chiare direttive. La corrispondenza sequestrata a opera della Polizia Penitenziaria del reparto Pagliarelli Lorusso confermava appieno l'ipotesi investigativa di un'efficace capacità degli esponenti di vertice della famiglia del villaggio Santa Rosalia, detenuti in tutto il periodo oggetto di investigazioni, di comunicare con i sodali in stato di libertà con i propri familiari coinvolti nella gestione degli interessi economici mafiosi da essi avviati stessi prima della carcerazione. Proseguono le indagini per far luce sulla scomparsa di un giovane trovato morto a Messina su una Smart.
Sarà l'autopsia da effettuarsi all'obitorio del Policlinico Universitario Gaetano Martino a chiarire le cause del decesso del 27enne Nicolas Mazza, trovato morto domenica scorsa a Messina a bordo di una Smart presa in prestito da un amico. L'automobile si trovava in una stradina secondaria nei pressi del torrente Zafferia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Nicolas si era allontanato da casa giovedì sera in compagnia dell'amico proprietario della Smart e i suoi genitori sabato scorso ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Sarebbe stato l'amico che lo ha poi lasciato da solo sul veicolo, l'ultima persona a vederlo, mentre i familiari hanno avuto l'ultimo segnale del suo cellulare alle 5 di mattina di venerdì. Da allora il nulla. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona e i carabinieri del RIS hanno lavorato per chiarire i punti oscuri della vicenda. Da una prima ispezione del cadavere non sarebbero emersi segni di ferite o violenza, ma il corpo era in avanzato stato di decomposizione in quanto rimasto chiuso in auto ad alte temperature per almeno 24-48 ore. Al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo le dichiarazioni dell'amico che ha prestato l'automobile e dei familiari del giovane. La piccola utilitaria, che è stata trovata in fondo ad una stretta stradina, non recherebbe segni particolari di incidenti. La procura intanto continua ad indagare e la sostituta procuratrice Stefania La Rosa, titolare del fascicolo, sta compiendo tutti i passaggi di rito indispensabili per chiarire vari aspetti. Adesso si scava nella vita recente della vittima e nelle sue frequentazioni. Ieri a Catania è stata eseguita la cosiddetta estrazione forense dei dati dal cellulare della vittima e altri 3 telefonini sono stati posti sotto sequestro e verranno controllati. Si cerca di ricostruire le ultime ore di vita di Nicolas e si indaga per omicidio colposo. Il 3 luglio è un giorno importante per Comitini. Ricorre infatti l'anniversario della breccia di Comitini. Un gruppo di patrioti di Comitini, il 3 luglio 1859, issarono il primo tricolore dell'Unità d'Italia. E il prossimo 3 luglio l'impresa verrà ricordata con una cerimonia voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Nigrelli. Grazie alla breccia di Comitini nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Comitini la denominazione di città. Benemerenza civica della città di Agrigento per Gaetano Allotta. Vediamo. Oggi la benemerenza civica al grande cavaliere Allotta. Abbiamo voluto riconoscere la benemerenza civica al cavaliere Allotta proprio per la sua attività culturale che da tantissimi anni svolge ad Agrigento. Ha donato qui alla biblioteca e quindi anche all'amministrazione comunale tante opere, tra libri, tra creste, quadri, album fotografici. Quindi penso che era il minimo che Agrigento poteva fare, questo riconoscimento ad un agrigentino doc che ha sempre amato e continua ad amare la sua città. Che rappresenta per lei questa cittadinanza, questo riconoscimento? Insomma, dei cresti, dei libri, delle foto e dei quadri rappresenta un omaggio alla città, perché in questo modo io ho offerto alla Polizia Pubblica tutte queste cose, tutti questi oggetti che erano conservati nel mio studio. Invece, ripeto, costituiscono una forma ulteriore di cultura che è particolarmente da segnalare in questo momento in cui Agrigento si appresta a preparare la scadenza di Agrigento capitale della cultura. Agrigento aveva un debito nei confronti del cavaliere Allotta, quindi grazie ai suoi studi, quindi grazie alla sua straordinaria capacità di studio, quindi grazie alle sue innumerevoli pubblicazioni, Agrigento è cresciuta culturalmente. Sono queste le motivazioni che hanno portato il Consiglio Comunale di Agrigento quindi a conferire la benemerenza civica nel maggio del 2023 quindi all'avvocato Allotta. Il territorio di Agrigento quindi ha un punto di riferimento. L'avvocato Allotta è stata una persona generosa nei confronti della città di Agrigento, ha donato alla biblioteca centinaia di libri attraverso cui molti studenti e studiosi agrigentini hanno quindi approfondito le loro problematiche. Un auspicio quindi, o un augurio, noi quindi vogliamo che l'avvocato Allotta continui quindi ad essere con il suo studio e il suo comportamento un punto di riferimento per le nuove generazioni. Quello che già mi avete dato qualche giorno fa conferendomi la cittadinanza per me è orgoglio.
Il grande onore di oggi è essere accanto al Cavaliere Allotta. È una persona che mi ha fatto crescere tantissimo in questi anni, mi ha fatto crescere insieme a voi. Lo ha fatto insegnandomi due principi cardini in particolare, quello dell'amore per il papà, un talo di carabinieri reali, e l'amore per Agrigento. E in particolare mi soffermo su questo aspetto. Io mi sento parte di questa squadra, parte della vostra squadra, che è bellissima. La politica è spesso criticata, signor Sindaco, lei lo sa, ma perché siamo noi italiani, ma voi state facendo un grande lavoro, un lavoro importantissimo, e il raggiungimento di questo piccolo iniziale traguardo che è il capitale della cultura è tutto merito vostro. È merito anche del vostro e nostro, è merito di questa bellissima città fatta da queste fantastiche persone che tutti i giorni danno un piccolo contributo. E il Cavaliere Allotta è un maestro in questo, un grande contributore. Io penso per esempio alle verrine, che non lo sapevo, ma sono entrate nel dossier dell'Agrigento Cavaliere della Cultura, il suo libro, di cui io poi ho assistito alla presentazione fantastica. La città di Agrigento conferisce la benemerenza civica giusta delibera di Consiglio Comunale numero 58 dell'11 maggio 2023 all'avvocato Gaetano Allotta, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, per aver contribuito all'arricchimento culturale della città di Agrigento, donando alla Biblioteca Franco La Rocca centinaia di libri, album fotografici, fresche, medagliere e tantissimi quadri che hanno arredato l'intera biblioteca. Agrigento, 28 giugno 2023, il sindaco Francesco Ancibelli. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha espresso la vicinanza del comune al questore di Agrigento e al dirigente del locale commissariato per il grave fatto che 2 giorni fa ha causato il ferimento di 2 poliziotti. Il deprecabile gesto, dice il sindaco, non può trovare posto in una società civile. Trofeo di auto storiche a Messina. Prenderà il via domani, giovedì 29 giugno, da Piazza Unione Europea di Messina, la 13ª edizione del Trofeo Internazionale del Gattopardo per auto storiche. Il museo itinerante lascerà la città di Messina in tarda mattinata per raggiungere in serata l'arcipelago eoliano. Gli equipaggi raggiungeranno l'isola di Lipari, dove soggiorneranno per 3 notti. Una delle giornate sarà dedicata alla visita dell'isola di Salina. L'evento, organizzato dall'Associazione Messinese ACAIS e patrocinato dall'amministrazione comunale, registra come ad ogni edizione la partecipazione di vetture di alto livello storico e collezionistico provenienti da diverse regioni d'Italia, oltre che da paesi esteri come Malta, Svizzera e Stati Uniti. Particolarmente attese le centenarie Austin 7 Sport, prima vettura della storia motoristica britannica a prendere parte alla mitica 1000 miglia, e la Milcar CG SS, dominatrice incontrastata nella categoria 1100 in tutte le competizioni automobilistiche francesi. Tra i marchi nobili come Rolls-Royce, Jaguar, Lancia, Ford, Alfa Romeo, Porsche e Oscar, degna di nota è la MGT Type del 1937 di Cecil Kimber, annoverata nel 1952 alla mostra permanente del Museo delle Arti Moderne di New York come una delle 8 vetture più belle al mondo di tutti i tempi. Testimonial della Kermesse sarà Giovanni De Virgilio, figlio dell'ingegnere Francesco De Virgilio, progettista del primo propulsore al mondo di 6 cilindri a V della Lancia Aurelia, nonché diretto nipote dei Lancia, fondatori della casa automobilistica omonima. L'evento si concluderà con un convegno dal titolo Marchi automobilistici italiani scomparsi. E siamo alla pagina sportiva. Ramiro Ceverria è un nuovo acquisto dell'Acragas. Ciao a tutti, sono Ramiro Ceverria,
Sono molto felice di essere parte di voi, di essere parte del Gigante d'Agrigento in questa stagione 2023-2024. Voglio ringraziare la società per darmi questa possibilità e non vedo l'ora di essere là e cominciare questa nuova stagione insieme a voi, tutti insieme. Vi mando un abbraccio grande e ci vediamo presto. E con lo sport si conclude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.